Un interessante incontro quello che ieri si è svolto a Mestre, davanti a numerose realtà rappresentanti di categoria, la Regione Veneto attraverso Veneto Agricoltura, in cui si è presentato il programma per i FEAMPA 2021-2027, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le strategie che si intendono mettere in campo. Anche in questo caso la Regione Veneto dimostra di essere un'eccellenza, ci informa il consigliere regionale Dolfin, presente al convegno, traducendo le esigenze del mondo della pesca in progetti pensati per portare beneficio alle attività del settore. In Veneto riescono a giungere anche i fondi destinati ad altre regioni, che però non riescono a programmare o a sviluppare i progetti presentati riguardanti pesca e acquacoltura. Una sinergia tra associazioni ed enti preposti istituzionali per convergere l'attenzione su alcune tematiche verso progetti mirati ad innovare l'intero comparto. Davanti a un'Europa spesso intransigente diventa importante fare squadra e dare risposte al territorio, usufruendo delle risorse disponibili, promuovendo la pesca sostenibile, tutelando la risorsa ittica e promuovendo inoltre un'economia blu nell'ambito della sostenibilità. Il consigliere Dolfin conclude evidenziando come la Regione Veneto sia vicina al mondo della pesca, recependo le problematiche sottolineate dalle associazioni e dai rappresentanti di categoria, investendo per la loro soluzione parte dei 46 milioni erogati dalla Commissione europea e convogliati nei fondi FEAMPA. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.